Buongiorno e benvenuti all'Almanacco. Oggi è martedì 30 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:37 e tramonta alle 20:54. La luna si leva alle 20:44 e cala alle 5:10. Oggi si celebra Sant'Adolfo. Il nome Adolfo ha radici germaniche Adalwolf e porta con sé un significato nobile. È composto da Atala, nobiltà, e Wolf, lupo, traducibili quindi come nobile lupo. Il 30 giugno il mondo celebra l'Asteroid Day. Questa giornata non è solo una ricorrenza astronomica, ma è un momento cruciale di sensibilizzazione sulla minaccia che gli asteroidi rappresentano per il nostro pianeta. Attraverso eventi globali e dirette streaming, scienziati e divulgatori spiegano come la tecnologia moderna stia lavorando per monitorare lo spazio e proteggere la Terra da possibili impatti futuri. Auguri a Eleonora Bagnato che oggi compie 48 anni. L'Étoile palermitana che ha incantato l'Opera di Parigi prima di dirigere il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma resta un'icona di grande grazia e talento. Dal debutto con Pippo Baudo fino al cinema con Ficarra e Picone, Eleonora ha dimostrato che la danza classica può parlare a tutti. Festeggia 69 anni il grande Silvio Orlando, attore feticcio di Nanni Moretti e interprete magistrale per i più grandi registi italiani. Orlando ha saputo spaziare dalla commedia al dramma con un'umanità unica. Il suo Cardinal Voiello in The Young Pope è diventato un cult internazionale, confermando un talento premiato con innumerevoli David di Donatello e nastri d'argento. E infine auguri per il traguardo dello squalo di Baltimora, Michael Phelps, che compie oggi 41 anni. Il nuotatore più forte di tutti i tempi con un palmarès di 23 ori olimpici resta l'atleta più decorato della storia. 10 anni dopo il suo ritiro, il suo record di 8 ori in una sola Olimpiade, quella di Pechino del 2008, appare ancora oggi quasi imbattibile. Il 30 giugno 1963 fu una delle pagine più tragiche della lotta alla mafia. Nella borgata di Ciaculli a Palermo, una Giulietta imbottita di tritolo esplose uccidendo 7 servitori dello Stato tra carabinieri, poliziotti e artificieri. La strage di Ciaculli scosse l'opinione pubblica e portò alla nascita della prima commissione parlamentare antimafia. Lo sapevi che gli spaghetti alla bolognese, uno dei piatti italiani più famosi nel menù di tutto il mondo, a Bologna non esistono? Se vai in un ristorante tradizionale a Bologna e chiedi gli spaghetti alla bolognese, il cameriere probabilmente ti guarderà con un sorriso di sfida. Il motivo è tecnico. Il vero ragù bolognese è una salsa ricca e pesante che scivola via dallo spaghetto liscio, che è invece una pasta di semola tipica del sud. A Bologna il ragù si sposa rigorosamente con la tagliatella all'uovo, la cui superficie ruvida e porosa è l'unica capace di trattenere il condimento. Gli spaghetti alla bolognese quindi sono in realtà un'invenzione internazionale, nata per adattare il gusto italiano ai prodotti più facili da trovare all'estero. Buongiorno ai 12, oggi è una giornata molto speciale nello zodiaco perché Giove entra in Leone e splende più che mai, forte e luminoso, porta fortuna ai segni di fuoco. Ariete, è arrivata un'ottima notizia, Giove è finalmente in Trigono, entra in Leone, quindi riscalda e vi porta fortuna, soprattutto in amore, dove riuscirete a dare il meglio di voi dopo tanto tempo. Toro, Giove entra in Leone, quindi per voi inizia un periodo in cui dovete stare attenti alle spese, ai progetti, alle proprietà, alla legalità e fare in modo che tutto si bilanci in una maniera corretta. Se inseguite un progetto ambizioso come comprare casa o rinnovare casa, sicuramente Giove vi aiuterà in questo anno in cui si pone in questa configurazione con voi. Gemelli, anche per voi una notizia ottima, Giove non solo entra in Leone, ma configura un'ottima collaborazione, aspetti di sestile con Marte e Urano presenti nei vostri gradi. Meglio di così, ora non vi ferma più nessuno. Cancro, per voi oggi è una configurazione molto particolare, perdete Giove e rimanete con il Sole e Mercurio, la Luna in Capricorno è opposta e vi ricorda che non sempre potete essere accontentati.
Leone, il segno dell'anno, finalmente entra Giove e finalmente si configura tutto quello che avrete desiderato da lunghissimo tempo. Per voi oggi è una giornata molto intensa e particolare, proprio perché si risveglia l'amore, c'è la bella Venere nei vostri gradi che con Saturno vuole solidità. Inizia un periodo fortunato e molto molto piacevole. Vergine, per voi oggi è una giornata meravigliosa, luna di trigono e sole amico. Per voi oggi inizia una configurazione legata alla finanza e a tutto quello che riuscirete in un anno a risolvere e a risollevare in tutto quello che è il vostro patrimonio. Bene in amore. Bilancia, per voi la configurazione di Giove è un vero e proprio toccasana, torna amico finalmente, quindi l'emorragia di spese si blocca un po'. Ci sono buone notizie anche patrimoniali e legali che vi riguardano, quindi sorridete oggi. Un astro nel cielo, forte, potente, vi fa da amico. Scorpione, per voi l'ingresso di Giove e Leone è un ingresso di quadratura, molto probabilmente Giove lì vi ricorda a cosa dare priorità, soprattutto ad un lavoro che per motivi sentimentali a volte trascurate un po'. Sagittario, oggi è una bellissima notizia per voi, Giove è il vostro pianeta ed entrando in Leone crea un trigono di fuoco, quindi si riconnette a voi dopo un anno in cui non vi ha letteralmente parlato. Ora che avete di nuovo il vostro timone alla nave, dirigetela verso i porti che avrete sempre desiderato visitare. Capricorno, per voi oggi è un'ottima notizia perché Giove si toglie dall'opposizione dal Cancro e passa il Leone, si rende neutro per voi sicuramente, ma finalmente riesce a non essere dispendioso e a fare rientrare dei soldini molto importanti. Acquario, Giove in opposizione, via con i progetti ambiziosi a lungo termine e con una grande voglia di creare qualcosa di solido che vi porti anche un po' più lontano logisticamente, perché no, intanto Giove convincerà Venere a farvi innamorare. Pesci, una configurazione assolutamente molto piacevole. Giove perdete il suo trigono sicuramente, ma sicuramente perdete anche le ansie da prestazione e inizia un periodo molto più morbido e di relax assolutamente meritato. All'alba del 30 giugno 1908 la Siberia fu scossa dall'evento di Tunguska, un'esplosione 1000 volte più potente della bomba di Hiroshima che rase al suolo 80 milioni di alberi su un'area di 2000 km quadrati. Non fu trovato alcun cratere. Si ritiene che un asteroide o una cometa siano esplosi nell'atmosfera prima di toccare il suolo. È proprio per ricordare questo evento che oggi celebriamo l'Asteroid Day. In inglese si dice "Don't teach your grandma to suck eggs", non insegnare a tua nonna a succhiare le uova, un'espressione bizzarra per noi che ha però un equivalente italiano perfetto: non insegnare a nuotare ai pesci. Entrambi i detti ci ricordano di non peccare di presunzione, cercando di dare le lezioni a chi ha molta più esperienza e competenza di noi in un determinato settore. George Sand o Aurore Dupin, nella Parigi del XIX secolo, questa donna straordinaria decise di uccidere Aurore per far nascere George. Indossando abiti maschili e fumando il sigaro in pubblico, sfidò le convenzioni per poter accedere a luoghi vietati alle donne e veder riconosciuto il proprio talento letterario. Scrittrice prolifica e amante appassionata, celebre il suo legame con Chopin, George Sand non fu solo una matta eccentrica ma una pioniera della libertà femminile che scelse di essere se stessa ad ogni costo. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Con questo potente invito al coraggio e alla dignità chiudiamo il mese di giugno. Grazie per essere stati con me anche oggi, io vi aspetto domani per inaugurare insieme il mese di luglio con una nuova pagina dell'Almanacco. Buon martedì dalla vostra Jaire.